bentrovati! Bentornati a un nuovo appuntamento con Mille Voci. Siamo alla 17ª edizione. Un nuovo appuntamento in compagnia, ormai lo sapete, del maestro Alessandro Alessandro. Ciao Daphne. Anche oggi ne canteremo di belle, dai. Anche oggi ne canteremo delle belle, quindi rimanete con noi perché abbiamo tantissime sorprese. E iniziamo subito con la prima. Loro sono un graditissimo ritorno, i Seven Hills. Belli oltre che bravi. Belli, fate proprio un figurone. Grazie di essere tornati qui con noi. Gianluca Buratti, il vostro direttore. Eccoci di nuovo qui. Abbiamo già avuto modo di incontrarci nel corso di questa edizione, abbiamo avuto modo di apprezzare la vostra musica. Voi si vede proprio che vi appassionate quando cantate, che siete proprio coinvolti e riuscite a coinvolgere voi, a essere voi coinvolti e a coinvolgere quelli che vi guardano, perché poi siamo tutti... È una musica che genera energia e quindi noi la raccogliamo e la restituiamo a chi ci ascolta. Assolutamente. Con che cosa ci omaggiate oggi? Eseguiamo We Worship You, che è un inno di adorazione e un ringraziamento a Lui che ha creato ogni cosa. Quindi ringraziamo tutti insieme, anche perché stiamo riuscendo ad andare avanti con questa edizione di Mille Voci, quindi ci vuole veramente un grande ringraziamento quest'anno che è così impegnativo, per cui i Seven Hills! Grazie.
bello, bellissimo. Dobbiamo riuscire a metterci d'accordo per avervi ospiti in un'ulteriore puntata prima della fine di questa edizione, perché siete troppo bravi, quindi adesso ci organizziamo. Prendiamo una piccola pausa caffè con Gabriele Marconi e torniamo subito. Restate con noi. Stavo pensando che è sempre più raro vedere i giovani che leggono i libri. Poco fa ne ho visto uno che aveva tra le mani un libro dal titolo Il lavoro. Evidentemente un appassionato di fantascienza. Bentornati qui in studio dopo questa piccola pausa caffè e continuiamo con questa puntata ricca di grandi amici e grandi ospiti come lui, Angelo Petruccetti. Ben trovato, bentornato. È sempre un piacere stare qui con te, guarda. Grazie. Facciamo qualcosa insieme dopo? Facciamo qualcosa, ci organizziamo e facciamo anche delle cose insieme. Che dici? Perché voi dovete sapere che Angelo, io e Angelo abbiamo avuto io ho avuto il piacere di duettare con lui in alcune occasioni, però adesso ci stiamo organizzando una cosetta col maestro Alessandro che se ci riusciamo dopo ve la facciamo ascoltare, perché lui è stato il tastierista per tanti anni di Little Tony. Tastierista, arrangiatore. Arrangiatore, lui ha anche uno studio di registrazione che è stato anche la scenografia del mio videoclip, quindi l'ho proprio costretto a un certo punto. Guarda, mi serve un posto, quindi vengo da te. Quindi a questo studio rivolgetevi a Angelo Petruccetti Questa se avete pubblicità. bisogno. Questa è pubblicità. Facciamo passare sotto al turco il mio numero. Quindi No, Angelo gira in tutta Italia con Cristiana Ciacci, la figlia di Little Tony, come erede in qualche modo della musica di Little Tony. Però tu non canti solo canzoni di Little Tony, canti anche altre canzoni che ha cantato Little Tony. Che anche lui ha cantato, No, che abbiamo cantato un po' tutti, questa perché è una canzone meravigliosa. Penso che possiamo cantarla tutti con te. È una canzone meravigliosa perché appartiene a scritta a Pino Donaggio. Quindi un grande cantautore, musicista e fa colonne sonore per film e quant'altro. E questo brano lo ha cantato anche Elvis. Quindi non poteva mancare la versione di Angelo Petruccetti. Che non è proprio la mia, ma insomma un po' copiata qui e là, ma è You Don't Tell You Say You Love Me. Madonna santa. Io che non vivo senza te. Angelo Petruccetti! Vai. Grazie. When I say I needed you, you say you will always stay. It was me who changed with you, and now you go away. Don't you know that now you're gone? That I left it all my own, and I have to follow you and beg you to come on. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Believe me, I can never love you. I believe me, I never tie you down. Left alone, just memory. Life is deep and so unreal. All this left is loneliness. There's nothing left to feel. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Believe me, oh believe me, oh. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare
Grazie! Che bella dedica! Vedi, non puoi vivere senza di me. Grazie Angelo, veramente, grazie dopo. Per questo momento. Va bene, ci vediamo dopo. Ciao, grazie. Beh, rimanete con noi perché qui ne abbiamo di sorprese. Adesso è arrivato il momento invece di un graditissimo ritorno in questa edizione di Mille Voci. Lei ha scelto Mille Voci per farsi conoscere, perché voi dovete sapere che Mille Voci va in onda in tantissime televisioni regionali in tutta Italia, poi va in onda sul canale 68 a livello nazionale, poi va su Sky e poi c'è il canale Mille Voci di YouTube e riusciamo ad andare anche in Brasile, in America, quindi ci stiamo proprio allargando, quindi Mille Voci è seguitissima, quindi tutti gli artisti, i cantanti, gli autori che vogliono promuovere la loro immagine, la loro musica e la loro voce possono scegliere di partecipare a questa trasmissione. Cercate tutte le notizie sul sito di Mille Voci www.millevoci.it e poi troverete i vari contatti. Lei, dicevo, ha scelto Mille Voci per farsi conoscere ed è Silvia Baldan. Grazie a tutti. Silvia, ospite, sei già stata ospite in questa edizione di Mille Voci, quindi sì. Grazie per essere tornata a trovarci. Allora, se non ricordo male, tu vivi a Terni, ma hai qualcosa a che fare col Turco e con la zona da dove viene Gianni Turco, sì. Giusto? Quindi tu sei di? Caivano, che è vicino ad Afragola. Sì, ok, sì. Quindi hai fatto anche un viaggio per venire qui. No, tu abiti a Terni, no, io però. Abito a Terni. Ma pure lì, insomma, di questi tempi viaggiare con le strade, le deviazioni è stata. Certo. Quindi grazie comunque. Però ne è valsa la pena. Assolutamente, conoscere a voi personalmente è un grande piacere. Grazie, piacere nostro averti qui. Grazie. E tu hai cantato nella scorsa puntata una canzone molto bella, sempre in napoletano, e ho la sensazione così, a naso, che secondo me il turco ha detto questa va bene perché gli canta le canzoni napoletane, giusto? Grazie a Gianni Turco, sì. Quindi che cosa ci canti in lingua napoletana? Che stasera, che è un brano di Nino D'Angelo. Beh, voglio dire, un grande cantante della musica anche in lingua, come dice Gianni Turco, per cui Silvia Baldan in Che stasera. Grazie. Che stasera non già faccia pia vita come vena, me ne vaga in la notte in un bicchiere da dormire a verità. Che stasera voglio stare senza nessuno, che stasera a morire senza non dire che mi va bene, a cercare o coraggio e non ti pensare, a carezzare a paura per non pensare con te che non stai male come me. A dove stai? Oh, che bella che se ti ricorda mi fai male assai. A dove stai? A dove stai? Rinda quella morda nasconda e stasera che volessi sulla te. Non ci faccia pia vita come pena, non la trovo una bugia per mi fa scema, non ti sacci scurda che stasera assettata in coppia scala un quartiere, parli sola, sto giurando e non mi crede che ci sta robe te che fanno innamorare, ma che ci sta troppo tempo che se ne va con te, che non stai male come me. A dove stai? A dove stai? Oh, che bella
quelle che se ti ricorda mi fai male assai. A dove stai? A dove stai? Rinda quella morta nasconda che stasera che volesse sulla te. Grazie. Silvia Baldan, grazie. Grazie. Allora adesso tanto sveliamo tutto in questa edizione di Mille Voci, le raccontiamo tutte quante, ho bisogno, tanto tocca a lui, ma lo voglio qui vicino a me perché dobbiamo fare un saluto. Riccardo, vieni qui, Riccardo Antonelli. Ecco. Allora, Luciano, tu questa cosa non la puoi sapere perché sta succedendo in questo momento, non la so nemmeno ma io. non la sai neanche tu. Ma noi lì, se tu guardi lì dove c'è Antonio, il mio compagno col cellulare, ha fatto una telefonata in una videochiamata in diretta col turco, stupendo. Per cui noi abbiamo lì Antonio col cellulare e facciamo in diretta Antonio, un ciao. entra in scena Antonio. Vieni, Vai da Antonio, lei, vieni vai qui. Antonio, No. entra. Antonio, vieni qui, vieni qui, non ti preoccupare, tanto proprio perché il turco non c'è la stiamo a buttare in caciara se me sente. Eccolo qua, ciao Gianni! Eccoci qua, eccoci! Ciao Gianni! Grazie, così si è ascoltato tutta la canzone di Ciao Silvia. Gianni! Ecco, anche Luciano saluta, quindi un saluto caro da tutti quanti noi, un abbraccio, resisti, vai che andrà tutto bene. Qui stiamo facendo del nostro meglio, la stiamo proprio stiamo creando e per fortuna... Stai facendo un lavoro stupendo. Grazie, in compagnia di tantissimi amici che mi aiutano e uno di questi sei tu. Allora, oggi in questa puntata di Mille Voci un altro grande omaggio a un artista. Sì, con una canzone che, dunque, questa è una canzone praticamente di Tom Jones. La sua famosa Delilah è stata ripresa in Italia da Jimmy Fontana con un testo in italiano dal titolo La nostra favola. Quindi facciamo un omaggio a Jimmy Fontana perché voi ormai avete imparato a ascoltare Riccardo nel corso di questa edizione. Lui non solo è l'erede di Claudio Villa ma canta di tutto, ci ha fatto sentire Buscaglione, ci fa sentire sempre, canta in napoletano, in romano e adesso facciamo anche questo bello omaggio che passa da Tom Jones a Jimmy Fontana e arriva alla 17ª edizione di Mille Voci, ti segue anche il turco in diretta, quindi mi raccomando cerchiamo di fare bella figura. La nostra favola, Gianni, perché Mille Voci è la nostra favola. Riccardo Antonelli. Prego. C'era una volta un bianco castello fatato, un grande mago l'aveva stregato per noi. Sì, io ti amavo, tu eri la mia regina ed io il tuo re. Mai, mai, mai ti lascio, mai, mai, mai da sola. E per noi mai niente più cambierà, tu sarai sempre regina ed io il tuo re. Quattro pareti più grigie del fumo di un treno, questo è il castello che io posso fare per te. Sì, tu mi ami come se fossi per te un vero re.
sarai sempre regina ed io il tuo re. Bravi, 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 hai sentito? Bravo. Bravissimo, grazie Riccardo Antonelli. Bravissimo. Grazie a tutti coloro che partecipano a questa puntata di Mille Voci. Andiamo avanti, facciamo adesso un piccolo omaggio a Little Tony, quindi vieni Angelo, facciamo una cosa. Sì, vengo. Abbiamo anche qui bisogno del coro, Ma io volevo il coro gospel, veramente, ho detto prima di iniziare, no? Troppa grazia. È di una gentilezza, Daphne. No, ma guarda, è una somiglia cosa un po' al imbarazzante. turco per certe cose. Mi sta venendo la turchite, Gianni, dicono che mi sta turchite. venendo la turchite, voi dovete sapere. È vero o no? È vero. Dite di sì. Allora, per chi Sì, non lo dicono anche sapesse, loro, per chi non lo sapesse, si dovesse essere collegato soltanto adesso a questa edizione di Mille Voci, noi abbiamo iniziato questa edizione, un'edizione miracolosa, abbiamo iniziato già dando questa notizia perché purtroppo il nostro regista ha avuto dei problemi di salute, per cui è ricoverato in ospedale. Abbiamo iniziato già dalla prima puntata, ci siamo fatti un sacco di pianti, adesso visto che lui sta un pochino meglio lo prendiamo in giro. Stiamo recuperando e certo. lo cominciamo a prendere in giro, e qui io ormai hanno detto tutti che mi sta venendo la turchite perché lui è un tipo molto diretto, no? Molto deciso, e quindi adesso, visto che mi ha lasciato in eredità adesso di dover gestire qui la situazione, cerco di farlo come lo avrebbe fatto lui, e già c'è qualcuno che si lamenta, vedi, no? Senza fare nomi. Non facciamo nomi, chi è? Ecco, e poi ormai si sa che quando il turco non c'è, qui succede un po' di tutto, adesso lui mi sta guardando, per cui qui si organizzano. E allora si sono organizzati col maestro poco Alessandro prima dell'inizio Alessandro. della puntata, abbiamo deciso di fare una canzone coinvolgente, visto che questa è una puntata dove stanno cantando tutte le canzoni. Allora abbiamo deciso di fare questa canzone Va bene, insieme. ho detto va bene, solo per questa volta, mi raccomando. Possiamo è coordinare una un storia. attimo il gruppo? Prego, maestro. Vai, è una cominciamo. Allora. No, aspetta, Vado, volevi dire? No, volevo spiegarla un attimo, una storia, spiegala tu. No, spiegala tu, dai. Praticamente è un ragazzo che va in vacanza forzata. Sai quali sono le vacanze forzate? No. La galera. Va in galera ecco, voglio dire, e lascia una cosa, la fidanzata. Una cosa allegra pure voi, Sì, una cosa allegra, Mamma sì. mia. Ma non si capisce nel testo. Infatti io quando parlavamo prima con me ho fatto, ma lo sai? Perché mi ha stupito, è l'amico che dice all'amico, quando tornerai a casa e vedrai la mia ragazza, devi dirle che questo è. Io ho detto al maestro, ma hai capito dove sta? No, sta in vacanza. Sì, no, non ha capito. Vacanze forzate. Un po' come quelle del turco adesso che sta in ospedale, pure lui in vacanze forzate. E il testo è di Giangrano. Ok. Giangrano. Ti dice nulla questo? No. Gino Paoli. Vedi, ho imparato una cosa. Che non si finisce mai di sapere. Imparare. Hai visto? Benissimo. Esatto. Allora dai, partiamo, mi raccomando con noi, Il coro, dovete dire ye. Ci siete? C'abbiamo un coro mostruoso qua. Vai. Amico mio, quando a casa tornerai e vedrai la mia ragazza, devi dirle tutto quello che mi sento dentro il cuore. Dile che ormai io vedo solo lei che morirei. Se non sapessi che tra poco tempo ritornerò e per noi ci sarà anche quello della felicità. Dile che lei deve aspettare me che tornerò. Se lei mi aspetterà, tu non lo sai, tu devi dirle che quando vedo un'altra donna penso soltanto a lei. Voi vai più forte, vai facciamo anche l'altra strofa, vai. No. Basta, vedrai che lei non pensa a me se riderà di quel che le dirai. Se tu vedrai che c'è qualcuno che ora ha preso il mio posto dentro il cuore di lei, vai! Beh, ora ti prego, quando ritornerò non dire niente,
io capirò, lo sai, non dire niente, non dirmi niente mai. In un bar ci saranno 2 bicchieri per noi, coro! Yeah! Un applauso a tutto lo studio, dai. Grazie al maestro Alessandro Angelo Petruccetti. Bravi, Grazie per il ricordo. Grazie a voi. A dopo. Per questo omaggio a Little Tony. Bene, io ogni tanto riesco a trattenerli, ogni tanto non ci riesco e mi scappano, mannaggia. Devo riuscire a essere un pochino più determinata. Questa turchite ancora non mi ha preso proprio bene bene. Allora andiamo avanti con un'altra amica di Gianni Turco, amica di Mille Voci, una graditissima ospite anche di questa edizione, Lorenza Bettarelli. Sempre elegantissima. Stiamo bene insieme, noi stiamo bene insieme perché ci vogliamo bene. Io dico sempre Lorenza è una bella persona, una bella donna ed è anche una grande cantante perché riesce ad interpretare di tutto e l'abbiamo sentita in varie versioni nel corso di questa edizione. Oggi abbiamo il piacere di ascoltare un inedito in realtà. Un inedito. Allora, il testo è stato scritto da me, sempre in collaborazione però con i miei musicisti, e la musica l'hanno fatta loro ovviamente. Bene, quindi il testo è di Lorenza Bettarelli che adesso ascoltiamo in veste quindi non solo di cantante ma anche di autrice. Quindi ascoltando la mia anima, Lorenza Bettarelli. Grazie. Questa sera tu mi parli di lui e non segui più la logica, come quando si ama in due. Anima, fammi male dopo, vendicami come sanno fare i complici nella loro intimità. Amami, non è un sorriso, è un punto debole. Parlami come un amico non fa mai. Abbracciami, stai con me. Anima, fatti amare poi, dimenticami come i primi amori inutili che nessuno scorda mai. Amami, immaginando come l'estasi. Credimi, si può morire
bellissima, bellissima. Grazie. Tu hai una vocalità splendida, prendi queste note così belle, alte, piene, io ho solo che da imparare. Lorenza Pettarelli, non è vero, sei bravissima, ma anche proprio che sì. Ma sei eccezionale, ma guarda, sei bravissima. Stupenda, no? Questa canzone proprio ci ha creato, vedi che c'è Gianni Davoli che si complimenta, fa bene. Allora, andiamo avanti con un altro carissimo amico di questa di Mille Voci, è presente in questa edizione del 2021, Domenico Bartolomeo. Eccoci. Ari, buongiorno, buonasera, che diciamo? Va bene tutto, perché Mille Voci la mandano a tutte le ore del giorno e della notte, perché mandano, piace talmente tanto che ci sono tantissime repliche in tutte le televisioni che distribuiscono Mille Voci, quindi poi o perché sapete qual è l'appuntamento e andate a guardare, oppure cambiate canale e ci trovate, perché noi siamo ovunque! Benissimo. Quindi, Domenico Bartolomeo, un grande amico di Mille Voci, tu canti sempre delle canzoni che sono dei grandi successi della musica leggera italiana. Vado a pescare. Vai a pescare. I vari autori, Bravissimo. Anche questa che presentiamo oggi è una bellissima canzone che credo che no, vabbè, qui conosciamo dobbiamo, tutti, ovvio, no? Adesso io dico il titolo e capite che cantiamo noi in studio, cantate voi a casa, qualcuno piange anche perché è una canzone di quelle che tu piangi. No, speriamo di no, perché evoca dei bellissimi ricordi, so, anche tuoi personali, quindi, ma tutti insieme a Domenico Bartolomeo ci ascoltiamo questa canzone e la cantiamo. Questo piccolo, grande amore. Grazie. Quella sua maglietta fina, tanto stretta al punto che immaginavo tutto, e quell'aria da bambina che non gliel'ho detto mai, ma io ci andavo matto. E chiare sere d'estate, il mare, giochi, le fate, la paura e la voglia di essere soli, un bacio a labbra salate, un fuoco, 4 risate, a far l'amore giù al faro. Ti amo davvero, ti amo, lo giuro, ti amo davvero. E lei mi guardava con sospetto, poi mi sorrideva e mi teneva stretto, stretto. Ed io non ho mai capito niente, visto che oramai non me lo levo dalla mente, che lei era un piccolo grande amore, solo un piccolo grande amore, niente più di questo, niente più. Mi manca da morire quel suo piccolo grande amore, adesso che saprei cosa dire, adesso che saprei cosa fare, adesso che voglio un piccolo grande amore. Quella camminata strana
eppure in mezzo a chissà che l'avrei riconosciuta. Mi diceva sei una frana, ma io questa cosa qui mica l'ho mai creduta. E lunghe corse affannate incontro a stelle cadute, mani sempre più ansiose di cose proibite, le canzoni stonate urlate al cielo lassù. Chi arriva primo a quel muro non sono sicuro se ti amo davvero, non sono sicuro. E lei tutta ad un tratto non parlava, ma le si leggeva chiaro in faccia che soffriva. Ed io non lo so quant'è che ho pianto, solamente adesso me ne sto rendendo conto che lei era un piccolo grande amore, solo un piccolo grande amore, niente più di questo, niente più. Mi manca da morire quel suo piccolo grande amore, adesso che saprei cosa dire, adesso che saprei cosa fare, adesso che voglio un piccolo grande amore. Domenico Bartolomeo, grazie. Vedi, allora non sono l'unica che si commuove e piange in questa edizione di Mille Voci. Sapevo che finiva così. Sei stato comunque bravissimo, grazie tante. Grazie a voi. Grazie Domenico Bartolomeo. Poi lui ha il vantaggio che quando piange non gli cola il trucco, mentre io divento un disastro. Bene, siamo arrivati alla fine di questa bellissima puntata, grazie a tutti gli ospiti che sono stati con me, però manca qualcuno. Ma aspetta che leggo la scaletta. Ma dai Alessandro, non c'è da leggere. Su. Chi manca? Guarda che è finito, dice e torniamo a rivedere le stelle, c'è scritto. Quindi... non c'è scritto e torniamo a rivedere le stelle, però è una cosa che ha a che fare con le stelle, guarda la giacca. Qualche parente delle stelle. Qualche parente delle stelle, bravo. Quindi cantiamo tutti insieme che siamo tutti figli delle stelle. Cantate con me. Vai, Pazza, Daphne. pazza. Come le stelle noi, soli nella notte noi ci
messi sulle onde scivoliamo come due stelle noi, avvolti dalle ombre noi ci amiamo. Io non cerco di cambiarti, so che non potrò fermarti, tu per la tua strada vai. Addio ragazzo, ciao, ciao, io non ti scorderò, dovunque tu sarai, dovunque io sarò. Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno. Noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente al mondo. Noi siamo figli delle stelle, senza storia, senza età, eroi di un sogno. Noi stanotte figli delle stelle, ci incontriamo per poi perderci nel tempo. Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno. Noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente al mondo. Noi siamo figli delle stelle, senza storia, senza età, eroi di un sogno. Noi stanotte figli delle stelle, ci incontriamo per poi perderci nel tempo. Figli delle stelle, figli delle stelle, figli delle stelle, siamo Grazie! Venite qui vicino a me, tutti insieme. Salutiamo e ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutato nella realizzazione di questa splendida puntata. Un bacio e un saluto al nostro Gianni Turco. Arrivederci al maestro Alessandro alla prossima puntata. E tutti insieme... Sigla! voci suonano potenti come 1000 baci quando senti dentro quella voglia che non muore mai, ti fa compagnia se ci crederai. 1000 voci, mani che si stringono con 1000 amici, 1000 luci che riaccenderai. Suonano potenti come 1000 baci quando senti dentro quella voglia che non muore mai, ti fa compagnia se ci crederai. 1000 voci, mani che si stringono con 1000 amici, 1000 luci che riaccenderai. Grazie, ciao, alla prossima puntata!